Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG Sicilia. Vediamo subito il sommario di oggi. Aggiudicato l'ultimo lotto della tratta ferroviaria tra Palermo e Catania. Entro la fine anno l'avvio dei cantieri che garantiranno 1.500 posti di lavoro, un passo verso l'obiettivo di collegare in treno le due città in meno di 2 ore. Traghetti non a norma per il trasporto di viaggiatori a mobilità ridotta. Scatta il sequestro di 3 navi e di beni per 29 milioni di euro alla compagnia Caronte e Tourist. 4 indagati per frode, fra questi anche il presidente della società. Nasce la società Stretto di Messina, nominato il nuovo CDA. Matteo Salvini a Messina per partecipare a un incontro sulla realizzazione del ponte. Sarà la più importante operazione antimafia degli ultimi 50 anni, ha detto il ministro. Non sono mancate però le proteste degli ambientalisti. Il miraggio di una casa popolare parte da Catania la mobilitazione nazionale del sindacato degli inquilini. Prima tappa le torri di Librino costruite 20 anni fa e mai completate. In città sono 6.000 le famiglie in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio. Sarà un'estate più cara, decollano i prezzi in Italia per trascorrere una giornata al mare, aumenti più contenuti in Sicilia. Intanto, in attesa del bel tempo, si lavora alla playa di Catania per l'inaugurazione della prima spiaggia libera prevista per giovedì. Calcio, il Catania congeda Ferraro, la società rossaazzurra ufficializza la chiusura del rapporto con l'allenatore della promozione. Con l'arrivo del presidente Pellegrini città scatta la programmazione per la prossima stagione. A Palermo prolungamento di contratto per Brunori. Aggiudicato l'ultimo lotto Fiumetorto-Lercarda sulla tratta ferroviaria Palermo-Catania, previsto entro fine anno l'avvio dei cantieri che garantiranno 1.500 posti di lavoro. A lavori ultimati saranno sufficienti 2 ore per collegare in treno le due città. Roberta Lunghi. L'ultimo tassello costituito dall'aggiudicazione della gara per la tratta ferroviaria Fiumetorto-Lercara completa il puzzle dei lavori appaltati su tutto l'itinerario ferroviario tra Palermo e Catania. La gara, da oltre 1,3 miliardi di euro, è infatti stata vinta da un consorzio con capofila Webuild. Soddisfatto il presidente della regione Schifani. Con questa aggiudicazione tutti i lotti della Palermo-Catania risultano aggiudicati e inizieranno i lavori entro l'anno. Questo è un importante traguardo che si raggiungerà e vi è la ferma volontà del governo ma anche di RFI di dare una velocità media intorno ai 200 km da Palermo a Catania. Gli interventi che garantiranno 1.500 posti di lavoro, come precisa RFI, consistono nella realizzazione di una linea a doppio binario di circa 30 km, di cui circa 20 in galleria. Il progetto prevede anche la realizzazione della nuova stazione di Cerda per il collegamento con l'interporto di Termini Imerese e della fermata Valle del Torto, oltre che la riqualificazione della stazione di Lercara, diramazione che potenzierà i collegamenti con Agrigento. Al termine dei lavori lungo tutto l'asse Palermo-Catania sarà possibile muoversi tra le due città in meno di 2 ore. Riduzioni dei tempi di viaggio progressive sono comunque previste già prima di tale data, grazie all'attivazione per fasi dei nuovi tratti di linea. Sequestrati 3 traghetti della Caronte Tourist impiegati nei collegamenti con le isole Eolie e con Ustica. Secondo le indagini, la Guardia di Finanza non sarebbero in regola con la legge sulle barriere architettoniche. 4 indagati, fra questi anche il presidente della società Vincenzo Franza. Sequestrati beni per 29 milioni di euro. Sentiamo. Scatta il sequestro per 3 traghetti e fondi per 29 milioni di euro a carico della Caronte Tourist, la compagnia di navigazione che collega Milazzo alle isole Eolie, Palermo a Ustica. Sotto sequestro sono finiti i traghetti Elga, che viaggia sulla linea verso Ustica, Bridge, che fa rotta per le Eolie, e Ulisse, che nei mesi scorsi era stato impiegato sulla linea Palermo-Ustica e poi per il trasporto di merci. I finanzieri del nucleo di polizia economica finanziaria di Palermo hanno eseguito il sequestro disposto dal GIP di Messina. Secondo le indagini, le navi non sarebbero attrezzate per trasportare viaggiatori con mobilità ridotta, disabili, anziani, donne e uomini con passeggini al seguito. Cosa diversa da quella attestata dalla società nei documenti con i quali ha preso parte al bando regionale per i collegamenti con le isole minori, vincendo la stessa gara aggiudicata nel 2016 e ancora oggi operativa in regime di proroga. Oltre alle società sono indagate per frode nelle pubbliche forniture 4 persone: Vincenzo Franza, 59 anni, presidente del consiglio di amministrazione, e i consiglieri e amministratori delegati Luigi Genchi, 59 anni, Sergio
Angelo Cava 60 e Edmondo Bonanno 51. Alla Cava vengono contestate anche la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e la falsità ideologica. Si tratta del prosieguo di un'altra inchiesta denominata Alto Mare risalente al 2020. Allora i finanzieri sequestrarono i traghetti Pace, Caronte e Ulisse e 3 milioni e mezzo. Allora come oggi il problema erano e restano le barriere architettoniche a bordo. E torniamo a parlare del ponte sullo Stretto. Nella giornata che segna la nascita della società Stretto di Messina, Matteo Salvini ha partecipato a un incontro sulla realizzazione dell'infrastruttura organizzato da CISL nella città peloritana. Sarà la più grande operazione antimafia degli ultimi 50 anni, ha detto il ministro. Non sono mancate le proteste degli ambientalisti. Roberta Lunghi. Oggi è una giornata importante perché nascerà la società Stretto di Messina, che avrà l'onore di portare a termine quella che sarà l'opera più green di questo secolo. È giunto anche il ministro Matteo Salvini all'interno della stiva della nave più importante della flotta di Caronte Tourist, la Elio, ormeggiata alla rada San Francesco a Messina, scelta come luogo per il convegno Il Ponte sullo Stretto, infrastrutture e trasporti per unire l'Italia, organizzato dalla CISL e dalle federazioni Filca e FIT. Per Salvini l'obiettivo è unire, con le relative importanti conseguenze. Il ponte unirà finalmente l'Italia dopo 50 anni di chiacchiere, di tempo e di soldi spesi, creerà 100.000 posti di lavoro, ripulirà l'ambiente, il mare, l'aria e sarà un'opportunità per le imprese di tutta Italia. Il ministro siede con i presidenti delle regioni Sicilia e Calabria e Renato Schifani ribadisce la grande importanza che il paese diventi quello del sì e non del no, perché con i no non si cresce. Ma le perplessità sulla realizzazione alimentano il dibattito e a chi chiede al ministro perché adesso questo sì diventerà realtà dopo 50 anni di discorsi risponde. 50 anni fa magari non c'erano tutte le condizioni necessarie, oggi sì, oggi noi stiamo spendendo 20 miliardi in Sicilia e in Calabria per potenziare le strade, le autostrade e le ferrovie. Noi stiamo intervenendo sulla Palermo-Catania-Messina e sulla Salerno-Reggio Calabria, quindi il ponte è un anello di congiunzione. Costerà al massimo 13 miliardi e mezzo di euro, come indicato nel DEF, conto, sottolinea Salvini, meno della metà di quanto gli italiani hanno pagato il reddito di cittadinanza. E agli ambientalisti che hanno inscenato una protesta all'esterno, Salvini replica così. Se chi contesta dice che non si creerà lavoro, falso. Se chi contesta dice che non si aiuterà l'ambiente, falso. Se poi la contestazione è perché gli uccellini non potranno migrare tranquillamente, l'uccellino non è scemo, se c'è di fronte un ponte migra o più in su o più in giù. Immancabile il riferimento al genio italiano, all'unicità dell'opera che potrà anche divenire fonte di attrattiva turistica, ma che in primis fornisce il lavoro, vero deterrente contro le organizzazioni criminali. Il ponte sarà la più grande operazione antimafia di questi 50 anni, perché laddove c'è lavoro, laddove c'è speranza, laddove c'è fiducia, soprattutto per i giovani, la mafia e l''ndrangheta non attecchiscono. E l'Assemblea dei soci della società Stretto di Messina, riunitasi oggi, ha nominato il nuovo CDA e approvato il nuovo statuto. Sono stati designati amministratore delegato Pietro Ciucci e presidente Giuseppe Recchi. Compongono il CDA Eleonora Mariani, Giacomo Francesco Saccomanno e Ida Nicotra, quest'ultima in rappresentanza della regione siciliana. Breve visita istituzionale e municipio a Catania del vice premier e ministro per le infrastrutture Matteo Salvini, che ha incontrato il sindaco Enrico Trantino per augurargli buon lavoro e per un confronto su alcuni temi di interesse per la città. Al centro del colloquio a Palazzo degli Elefanti anzitutto il nodo ferroviario di Catania, che da anni attende di essere finanziato. Opera strategica del valore di circa 900 milioni di euro che consentirebbe di rimuovere la cintura ferroviaria e restituire il mare alla città. Argomento molto caro al sindaco Trantino e su cui il ministro Salvini ha mostrato disponibilità. Altri argomenti sul tappeto riguardano l'emergenza abitativa, il PNRR e le infrastrutture per i trasporti e la mobilità, tra cui il completamento della metropolitana. Ulteriori dossier specifici su cui Trantino e Salvini si sono riservati successivi approfondimenti. È proprio il sindaco Enrico Trantino al lavoro per definire la sua squadra. L'obiettivo del primo cittadino è formalizzare in breve tempo almeno metà della sua squadra, ma c'è da risolvere il nodo Forza Italia. Luca Ciliberti. Catania, il sindaco Trantino corre e chiede ai partiti di fare presto per poter definire e formalizzare la giunta in settimana,
ma tutto langue, perché mancano i presupposti per trovare una quadra. Trentino vorrebbe formalizzare immediatamente almeno la metà della sua squadra, ma tra i 5 nomi indicati inizialmente dalle forze politiche di centrodestra che lo sostengono c'è da risolvere il nodo Forza Italia. Marcello Caruso, messo inizialmente per prendere tempo, dovrà essere sostituito. L'area Schifani vorrebbe Salvo Tomarchio, vicino al deputato regionale D'Agostino e primo dei non eletti alle ultime regionali, ma si scontra con la componente di Marco Falcone che di fatto ha eletto tutti i consiglieri comunali tra gli azzurri. Sembra certo il nome di Petralia, poi incertezza su tutto il resto. Confermati gli uscenti Alessandro Porto tra gli autonomisti, che adesso chiedono anche un tavolo di maggioranza per discutere le deleghe ed eventualmente solo dopo indicare il loro secondo nome, e Sergio Parisi di Fratelli d'Italia. Tra i patrioti la partita è accesa. Ieri il sindaco trentino ha chiesto al suo partito e agli alleati di poter indicare un nome di sua fiducia in uno degli assessorati più delicati, quasi certamente all'economia. Se questa richiesta venisse accolta, resterebbe solo un posto utile per almeno 3 aspiranti assessori, tutti uscenti: Viviana Lombardo, Luca San Giorgio e Andrea Barresi. La Democrazia Cristiana designerà l'avvocato Giuseppe Marletta, già nella giunta Stancanelli. Andrea Guzzardi, designato in prima battuta, e Giuseppe Gelsomino dovrebbero essere i 2 nomi scelti dalla Lega. Per la presidenza del Consiglio Comunale ci sarebbe l'uscente Sebastiano Anastasi degli autonomisti di Grande Catania. Per risolvere i conflitti generati dalle pulsioni degli aspiranti componenti della giunta, il sindaco trentino, di concerto con i partiti, potrebbe giocarsi una carta dirimente: chiedere ai futuri assessori le dimissioni da consigliere comunale, una scelta che consentirebbe di liberare posti e far scorrere le liste. E su questo ultimo punto si discuterà nelle prossime ore. Intanto Trentino in queste ore si è insediato a Palazzo Minoriti come sindaco della città metropolitana. Parte da Palermo la raccolta firme di CGIL e UIL contro l'autonomia differenziata. I sindacati contestano il progetto di legge nazionale che a loro giudizio causerà diseguaglianze e chiedono al presidente della regione Schifani di ritirare la firma sull'accordo. Maglio Viola. L'autonomia differenziata abbasserà l'asticella dei diritti fondamentali nelle regioni più deboli del paese, a partire dalla Sicilia. Si avranno ripercussioni negative sulla sanità, sulla scuola, sulla mobilità, su quei settori insomma che necessitano di interventi di perequazione, di investimenti, cioè da parte dello Stato, per equilibrarli rispetto al resto del paese. E quanto sostengono CGIL e UIL in Sicilia, che hanno dato il via oggi a una raccolta di firme per chiedere al presidente della regione di ritirare l'appoggio della Sicilia al progetto del governo Meloni. Noi chiediamo che a partire dalla Sicilia, a partire dal governo della regione, si assuma un'iniziativa politica per dire no all'autonomia differenziata, ma per rivendicare quelle risorse che sono importanti per dare una risposta innanzitutto a un sistema sanitario che oggi è al collasso. I segretari di CGIL e UIL ricordano le autorevoli critiche al provvedimento da parte di sindaci e regioni del Mezzogiorno, del GIMBE, di Banca Italia. Scendiamo in piazza, insieme UIL e CGIL avviano questa grande petizione, questa grande raccolta di firme per dire no all'autonomia differenziata, per dire no a questo progetto scellerato che rischia di spaccare in due l'Italia. Noi avremo un paese dove il nord sarà sempre più ricco e il sud sarà sempre più povero. I 2 sindacati hanno scelto emblematicamente l'ospedale civico di Palermo per allestire la prima postazione. La raccolta di firme proseguirà nei prossimi giorni in tutta la Sicilia, nelle sedi sindacali e nelle piazze. Sarà una raccolta di firme capillare perché noi vogliamo dimostrare con i fatti che la Sicilia dirà no a questo progetto. Emergenza case popolari, troppo lunghi i tempi di attesa per l'assegnazione di un alloggio. Parte così la mobilitazione nazionale del SUNIA, il sindacato degli inquilini. A Catania prima tappa davanti alle torri edificate 20 anni fa a Librino e mai completate. Giusy Lazzaro. A maggio hai fatto 24 anni che ho fatto richiesta di alloggio e da che ero 129esima gradatoria sono arrivata a 188, poi a 388, via dicendo. Non rientro neanche in questi 2 torri, mi stanno dicendo. Una richiesta, un alloggio anche piccolo, ma non dà nessuna speranza. Mi dicono fra 20 anni così andrà a finire e non è neanche giusto far stare 4 persone in una stanza in questo modo, perché mia mamma ha solo 2 vani e la cucina. Sono 6.000 le famiglie nelle graduatorie per una casa popolare a Catania, ma si stimano che sono almeno 15.000 le persone senza un alloggio. Pesano anche gli sfratti incolpevoli di chi è in difficoltà economica per sostenere un affitto. L'attesa così si allunga, nel frattempo si cercano sistemazioni in appartamenti spesso fatiscenti.
Non è buono anche per i bambini stessi, giustamente non è che è una casa, io gli ho dato un tetto ma purtroppo abbiamo trovato questo perché quello che c'è in giro non è che ci sono case che sono bene, però giustamente vogliamo una casa che ci sono case chiuse, distrutte e magari ne possiamo approfittare noi che abbiamo dei bambini e gli diamo una sistemazione come si deve. Edilizia pubblica eterna incompiuta, parte così la mobilitazione nazionale del Sunia, il sindacato degli inquilini, che oggi fa tappa a Librino, davanti a una delle 2 torri edificate più di 20 anni fa e mai completate, vandalizzate nel tempo. Queste 2 torri potrebbero realizzare il sogno di 144 famiglie, perché ognuna di loro ha un numero di 72 alloggi, ma non ci sono solo questi, ci sono altre 2 palazzine di 32 appartamenti ciascuno che il Comune dovrebbe realizzare attraverso un finanziamento, il PINQUA, legato al PNRR, nel quartiere sempre Librino al Viale Moncata. Di queste 2 palazzine purtroppo non siamo riusciti ad avere notizie in merito all'inizio dei lavori. In Sicilia non esiste una legge per l'edilizia pubblica, si fa riferimento a quella normativa nazionale ormai superata. In quartieri come Librino vanno completate le incompiute, ovviamente, motivo per cui siamo qua, ma vanno realizzati servizi, mentre l'edilizia pubblica e sociale va realizzata in altri luoghi, utilizzando i grandi contenitori pubblici abbandonati. E parliamo di caro spiagge. L'estate 2023 sarà segnata dai rincari, dagli ingressi nei lidi ai servizi. Secondo Federconsumatori i prezzi saliranno in media dell'11% in tutto il paese, ma in Sicilia gli aumenti saranno più contenuti. Emanuela Corsi. Caro spiagge, ma non troppo. I prezzi dell'estate 2023 crescono in media dell'11% rispetto allo scorso anno in tutto il paese. La Sicilia però resta ancora un posto relativamente economico dove trascorrere le vacanze. L'isola, pur essendo una delle mete più gettonate, è anche uno dei luoghi dove gli abbonamenti e i singoli servizi in spiaggia costano di meno. Se andiamo a vedere i prezzi degli stabilimenti del palermitano, del catanese e del trapanese, come rilevato da Federconsumatori, la Sicilia è per la maggior parte dei servizi più economica del 30-60% rispetto alle altre regioni d'Italia. Come vediamo, ad esempio, per un ombrellone si spendono in media 6 euro, un abbonamento giornaliero costa 23. Se vogliamo affittare ombrellone e sdraio per un mese, la cifra ruota attorno ai 380 euro, mentre per l'intera stagione si spende poco meno di 1.000 euro. Cifre importanti, ma nulla in confronto ad una regione concorrente come la Puglia, dove solo per l'ombrellone si spendono in media 17 euro, per un abbonamento stagionale più di 3.000 euro. Devo dire che fino ad oggi i balneari si sono comportati in modo corretto ed è anche giusto riconoscerlo. Naturalmente ci aspettiamo che questa correttezza continui per tutto il periodo estivo. Se i prezzi dei lidi in Sicilia resistono agli aumenti, discorso diverso invece per il caro voli che affligge la regione soprattutto nei periodi di vacanza. Abbiamo monitorato l'andamento del prezzo dei voli, lo continueremo a fare, lo faremo anche quest'estate, ma ci aspettiamo, visto che non ci sono stati grandi cambiamenti finora, che si intervenga seriamente aumentando il numero dei voli e consentendo, l'abbattimento del costo dei biglietti. Per quanto riguarda le spiagge, secondo Federconsumatori la media nazionale per un ombrellone è di 12,70 euro. Per una sdraio e lettino i costi sono di circa 8 e 11 euro. Gli abbonamenti giornalieri si aggirano attorno ai 32 euro, mentre gli affitti stagionali sono oltre i 2.100 euro. E a proposito d'estate, il maltempo in Sicilia è giorni contati. Giovedì sarà inaugurata la spiaggia libera numero 3 della Playa di Catania. Siamo andati a vedere in che condizioni si trova il litorale a poche ore dall'apertura estiva. Tonino De Mana. L'area ristoro della spiaggia libera numero 3 è ancora in fase di ultimazione, probabilmente aprirà giovedì, ma la copertura sopra la mia testa serve più a ripararsi dall'acqua che dal sole. Umore grigio come il cielo per gli amanti della tintarella che dovranno ancora attendere qualche giorno per potersi godere un po' di sole di questa primavera dalle sembianze autunnali. Niente paura, il cattivo tempo sembra avere le ore contate. Giovedì si apre la spiaggia libera numero 3, la prima ad essere consegnata alla collettività. Sabbia spianata e pulita, servizi quasi ultimati, restano soltanto le rifiniture con gli operai che anche oggi sono stati fermati dal maltempo. Nessun taglio del nastro o inaugurazione in pompa magna fa sapere
per la società Stella Polare che gestisce le spiagge libere comunali e i solarium c'è solo voglia di recuperare il terreno perduto ed avviare la stagione balneare. Spiaggia libera numero 3 pronta fra 48 ore, poi toccherà la numero 2 che aprirà i battenti all'inizio della prossima settimana. Nel frattempo è stato ripulito l'ampio parcheggio che il mese scorso era ridotto ad una discarica a cielo aperto. In mezzo è prevista l'apertura del solarium di Piazza Europa. In questo caso, lo vedete dalle immagini, la piattaforma in legno è stata ultimata, anche se bisognerà lavorare sugli accessi al mare con la scogliera di Catania che mostra i segni delle recenti mareggiate. Analogo discorso per il solarium di San Giovanni di Cuti, destinato ad aprire a metà settimana, anche se qualcuno lo ha già utilizzato e testato in quei rari giorni in cui il sole ha baciato Catania. Già il sole grande assente, così questo turista svizzero è costretto a rivedere il suo programma giornaliero. Aspettavamo sole, caldo sole, e adesso un po' piove. Niente mare, cosa farà oggi? Oggi andiamo in città per guardare il monastero, il castello. Dopo vediamo. La nostra breve intervista viene interrotta dal passaggio dell'autobus in transito sul viale Kennedy e allora si sale a bordo, destinazione centro. Per oggi niente Tintarella ma un tuffo nel barocco catanese. Ci fermiamo per una pausa, tra poco le ultime sul calcio, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio. Il Catania ha ufficializzato la fine del rapporto con l'allenatore Giovanni Ferraro che quest'anno ha guidato i rossazzurri alla promozione in Serie C. Il presidente Rosario Pelligra e l'intera dirigenza rossazzurra, scrive la società in una nota, ringraziano il tecnico per il proficuo lavoro svolto e per aver sempre abbinato alle qualità professionali uno stile esemplare. A Ferraro, stimato e rispettato protagonista nella stagione 2022-2023, i più sinceri auguri delle migliori fortune. L'esperienza del tecnico di Vico Equense sulla panchina etnea si conclude con un bilancio di 29 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte in 37 partite disputate. E con l'arrivo del presidente Pelligra, atteso in città per domani, il Catania entrerà nel vivo della programmazione per la prossima stagione. Intanto si delineano i primi punti fermi del progetto tecnico. Si partirà dalla difesa. Marco Carli. Con il presidente Pelligra in sede a partire da mercoledì sono svariate le decisioni che verranno prese in vista della prossima Serie C, ma c'è una base per il Catania da cui ripartire che è anche rappresentata da alcuni giocatori. Il DS Laneri, che in queste ore è impegnato in sede per incontrare l'intera squadra, Ferraro e il resto dello staff per questioni più burocratiche e amministrative, l'ha detto più volte: non sarà smantellato l'organico, anche se ovviamente servono importanti innessi sia numericamente che a livello qualitativo per essere protagonisti in Serie C. Sotto il piano tecnico allora da chi si riparte? Come ogni buona costruzione sono importanti le fondamenta. Cominciare dal basso non è mai la scelta sbagliata, dunque dalla difesa, e dietro il Catania le sue certezze ce le ha già. Sono Rapisarda, Cassellini e Lorenzini. Francesco Rapisarda è l'emblema di ciò che serve catanese per dare identità, ma anche dal sicuro rendimento. Più di 3.000 minuti in campo nell'ultima stagione, 6 gol, 7 assist, ma anche esperto nella categoria. A Trieste, 2 stagioni fa, in C ha regalato numeri vicini a quelli di quest'anno e un probabile titolare anche in futuro. Un altro anno di contratto che chiaramente a norma di regolamento va trasformato in accordo professionistico, ma la volontà è comune: proseguire. Stesso discorso va fatto per Filippo Lorenzini. Anche per lui più di 3.000 minuti in campo, 2 sole gare saltate, una all'ultima stagionale con il Brindisi, dopo l'espulsione e la conseguente squalifica di 4 turni nella gara col Sorrento. È mancato il gol, ma non è questo il mestiere di Lorenzini, che ha avuto un rendimento elevato ed è legato alla piazza. Così come Alessio Castellini, classe 2003, che proprio il rossazzurro si è messo in mostra quest'anno, l'uomo che ha giocato di più nella stagione appena conclusa, considerando anche il torneo di Viareggio in cui è stato capitano della rappresentativa di D, condotta fino ai quarti. Ha saltato solo una gara con il Canicattì, quella della promozione, proprio perché era a Viareggio, ma poi ha seguito tutti i festeggiamenti attraverso gli smartphone dei compagni. Un'altra colonna per il futuro a cui potrebbero aggiungersi altri giocatori: Palermo, Rizzo, Sarao, Russotto e forse De Luca. Gente che si porterà dietro gli insegnamenti di quest'anno e il valore della maglia rossazzurra da insegnare a chi arriverà. Le scelte dipenderanno anche dal nuovo allenatore, oltre che dal budget. La cifra è importante, ma più che altro serve la programmazione, sapendo di avere anche le fondamenta da cui ripartire.
E parliamo del calcio Palermo, che ha prolungato di un anno il contratto dell'attaccante capitano Matteo Brunori fino al 30 giugno del 2027. Il bomber, classe 1994, nell'ultima stagione ha realizzato 17 gol nel campionato di Serie B e 3 in Coppa Italia. E per stasera dal TG Sicilia non ci sono altri aggiornamenti. Grazie per l'attenzione e buona serata.